Ancora buon pomeriggio dal Pala BCC Romagnolo di Cesena, semifinale maschile della quinta edizione della Quinto Futsal Fujur Cup. Scendono in campo area centro-sud e area centro-nord. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Ne salta due, non c'è fallo, occhio al contropiede del centro-nord con l'assist, palla sul secondo palo, che occasione! Cosa si è divorato Di Gennaro. Riparte ancora Longarini, ancora un 3 contro 2, l'assist per il destro da parte di Geli, la grande risposta di Loporto sul primo palo. Ancora Lucentini, l'errore, Loporto bravissimo, e poi Longarini, ancora Loporto, ancora Gallo, il movimento di Torella, che gol di Torella che sblocca il punteggio a 15:33 dal termine del primo tempo. Il capitano firma l'1-0, Tommaso Torella. Palla larga, Castiello ci prova, indelicato, scusa, ancora il 17, Di Michele intercetta, 1-2, riparte Di Michele che ci prova col destro, Geli, palla in avanti, il palo di Michele, scontra con Lanteri, occhio a Longarini che allarga il gioco per il destro, Mellone, Lanteri vince il palo con Marsico, occhio a Lanteri, Lanteri col sinistro, palla sull'esterno della rete, sterzata qui da parte di Lupi, Gallo, il sinistro, la respinta di Indelicato, lo schema il destro, Mellone, il gol da parte di Quacquarelli, il pareggio del centro-nord, che gol di Alessandro Quacquarelli che fa 1-1, la risposta dell'area centro-nord a 1:51. Il palo da quest'altra parte di Pellegrino, Marchetti si accentra e calcia, si va al riposo sull'1-1 tra area centro-sud e area centro-nord. Occhio alla parata di Loporto, poi Di Gennaro perde palla, occhio con 3 contro 2, il sinistro, palo da parte di Gallo, occhio a lì, fermato ancora Geli, palla sul secondo palo, non ci arriva Di Gennaro che poi si scontra, la fa sua Loporto che riesce a servire Nastasi, palla sul secondo palo per Lucentini che torna da Nastasi, il salvataggio, si sposta Lanteri, il sinistro, ancora centro-nord, occhio al sinistro di Gennaro, ancora Lanteri, lascia Lucentini, che gol di Mattia Lucentini, palla all'incrocio, velo di Lanteri per il gol del numero 4, grandissimo gol di Lucentini. Intervento brutto, cartellino rosso per Prota, e poi la conclusione qui di Geli, ancora centro-sud, Lucentini col destro, questa volta non preciso, la via il numero 4, l'assist Manusci, rientra sul destro, Manusci, murato, Lucentini, la parata di Orciali che la tiene, quindi 4 contro 4, occhio al centro-sud, il palo di Gallo, incredibile, clamorosa occasione, palla sul fondo, altra occasione per il centro-sud, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. E il gol
da parte del centro-sud che trova il 3-1 con la firma di Marchetti. Lupi. Marsico entra in area, tenta il destro, Mellone finisce qui e quindi l'area centro-sud vola in finale ed affronterà l'area nord domani per la finalissima di questa quinta edizione maschile della Quinto Futsal Future Cup.